ora in onda Potere al Popolo. Buongiorno ancora da Sammy Varin. Beh, è chiaro che se non riuscite a venire fisicamente a Pontida domani sabato o domenica 21 settembre dovete ascoltare e vedere la diretta su Radio Libertà e quindi in banda DAB sul sito radiolibertà.net, scaricando la nostra app, ma anche sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Radio Libertà, l'app speciale diretta da Pontida a partire dalle 8:30. Chi poi ci viene a salutare a Pontida al nostro stand potrà magari ritirare questi bellissimi gadget, certamente, roba introvabile, improponibile, perché ve le portiamo proprio per voi queste cose a Pontida, domenica 21 settembre, i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, roba fatta a mano da artigiani apposta per voi. Ce la tiriamo, sì, ce la tiriamo. Bando alle ciance, c'è il Qui Parlamento, poi arriva la Chiara Soldani, ragazzi, e poi intervisterò un nostro ascoltatore che fa i massaggi, sì, il dottore Davide Dramisino, massoterapista e dottore in scienze motorie, e per chi vuole essere con la schiena ben dritta a Pontida è l'ideale. Restate lì, c'è il Qui Parlamento con un grandissimo Claudio Borghi Aquilini che parla di banche e di soldi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, io ho una pessima abitudine. Ogni volta che mi trovo di fronte a un qualcosa a cui il mio paese partecipa, cerco di informarmi. Perché tante volte, specialmente quando si parla di organismi sovranazionali, si dà tutto per scontato. Lo dice l'ONU, lo dice la World Bank, lo dice la BEI, sarà una cosa buona, sarà una cosa positiva, sarà una cosa utile, no? Allora, quando io ero ospite, periodicamente in primavera ci sono gli spring meeting di Fondo Monetario Internazionale e di World Bank, nella meravigliosa sede della World Bank a Washington, io così ho fatto l'errore di chiedere un bilancio. E vi posso assicurare che io non ho capito, eppure credo di avere una qualche cultura, insomma, in merito a come si legge un bilancio. Non ho capito il bilancio della World Bank. Fino a pagina, era una roba tipo 300 pagine, fino a pagina 210 non c'era un numero. Gran foto, mani che tendono il grano ai bambini che le ricevono e così via, il latte che viene munto e viene versato a qualcun altro e così, poi non c'è un numero. E io ero un po' preoccupato, perché dico, ma com'è che c'è la World Bank, no? Suona bene, la banca del mondo, caspita. Però voi ovviamente non avete mai visto uno sportello della World Bank. Non è che voi potete andare a versare i vostri soldi alla World Bank e questa poi li presta a qualcuno. Stessa roba per la BEI, non esiste uno sportello della BEI. E allora forse uno si pone il problema di come funzionano queste banche e chi le controlla e se facciano effettivamente il loro mestiere. Ma siete sicuri che va tutto così bene? Io non sono sicuro che va tutto così bene. E soprattutto, ma lo sapete bene come funzionano queste cose? Se non lo so io, secondo me buona parte di noi colleghi non lo sa neanche lui, non lo sapete neanche voi. Faccio un esempio, la BEI, Banca Europea degli Investimenti. Quando ho iniziato da ragazzino a lavorare in borsa, avevo 19 anni, era una delle prime cose che mi capitavano sotto mano, perché guardavi l'elenco delle obbligazioni, quelle AAA, no? Quindi quelle sicurissime, erano quasi tutte BEI, World Bank e così via. E allora dico, caspita, sono sicurissime, saranno molto bravi. E allora effettivamente poi sono andato a vedere come funziona. Ma lo sapete, così è giusto perché almeno lo diamo come elemento di informazione per quest'aula. Ma lo sapete che la World Bank, la BEI funziona con la garanzia degli stati.
Quindi il suo modello di business è il seguente: gli azionisti siamo noi e l'Italia appunto versa, grazie anche insomma a questo provvedimento, versa la quota per il capitale. Se per caso gli investimenti non andassero bene, chi paga? Noi. Di solito le cose sono andate fino adesso più o meno bene, ma il modello di costruzione è la World Bank, la BEI emette delle obbligazioni. Queste obbligazioni vengono sottoscritte dai risparmiatori, dai fondi di investimento, perché sono AAA, quindi può pagare dei tassi di interesse assolutamente convenienti, raccoglie questo denaro, che quindi avrebbe potuto essere raccolto dai titoli di Stato dei singoli Stati, ma non è così, viene raccolto dalla BEI. Dopodiché la BEI presta per cose, se uno prende il bilancio di quest'anno della BEI, cambiamento climatico, transizione, energia eolica, no? Così, questo tipo, tutte ste robe assolutamente totalmente Unione Europea, insomma, a qualcuno piace, a me no, ma ognuno ha i suoi gusti. Comunque, tutto questo tipo di investimenti, Ucraina, no? Ovviamente, e similari. Allora, tutti questi investimenti si pensa che poi debbano essere ripagati. Se non vengono ripagati, è ovvio che la banca deve ripagare le obbligazioni. Le obbligazioni sono AAA. Perché sono sicure? Certo, perché sono sicure, perché forse qua la gente non sa che la BEI ha diritto di pretendere dall'Italia 40 miliardi di capitale non ancora pagato e versato sull'unghia, con una cosa che dice tranquillamente nel suo bilancio, basta guardarlo, credo che sia pagina 80, insomma una roba del genere, comunque è lì nei depressi, dove dice che la banca può tranquillamente pretendere i 40 miliardi dall'Italia sull'unghia, perché la legge con cui è stata istituita è superiore alla legge italiana. Una cosa non troppo chiara, ma che invece per loro è chiarissima. Quindi significa che se tutti noi decidessimo, tutti, opposizione, maggioranza qualificata, così tipo, che quello che stanno facendo non è giusto e che quindi non siamo d'accordo nel partecipare, ciò nonostante loro avrebbero diritto di pretendere sull'unghia 40 miliardi, che non so dove si trovano, ma vabbè. Quindi io, come dire, è vero, è un investimento che abbiamo fatto, sono d'accordo nell'andare a verificare, ma io spero e mi auguro che questo governo, come dire, cambi passo rispetto al controllo di questi andamenti e di questi prestiti, perché fino adesso, come ha detto la collega dei 5 Stelle per una volta correttamente, c'è una cosa un po' strana. Noi partecipiamo come maggiori azionisti, ma la maggior parte dei prestiti finisce alla Spagna, finisce alla Francia, non finisce a noi, insomma, non certo nella stessa proporzione rispetto ai soldi che noi ci mettiamo. E dall'altra parte mi piacerebbe di vedere a chi sono prestati questi soldi, perché un elenco, io sinceramente magari mi sbaglio, ma un elenco con nome e cognome, perché dato che è un intervento pubblico alla fine, a me piacerebbe vedere chi riceve questi soldi della BEI, ma io nel bilancio di pur 300 e passa pagine della BEI non l'ho trovato. Però c'è un qualcosa che sinceramente mi fa pensare che cambiano e che cambia l'atteggiamento di questo governo nei confronti di questi organismi. Fino adesso sono sempre stati veramente oscuri. Io ho provato a chiedere ai nostri rappresentanti in passato, messi dai governi precedenti, che diamine facessero. Ho incontrato il rappresentante della World Bank a Washington e così via. Le posso assicurare, caro Presidente, che le risposte che ho ottenuto non sono mai state ottenute soddisfacenti dal mio standard, perché secondo me noi dovremmo mettere ogni centesimo di attività ispettiva che possiamo dedicare, tenuto presente l'enorme quantitativo di denaro che movimentano queste banche, tenuto presente gli enormi stipendi che si pagano i loro impiegati, che vengono spesso utilizzati per rigiri interni della Commissione Europea. Stiamo parlando solo per la BEI, tanto per dirne una, c'è 1,4 miliardi costa il personale, giusto per capire. Però c'è un qualcosa che finalmente cambia, e infatti io sono lietissimo di annunciare che direttore esecutivo per la BERS, Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, sarà Marco Zanni, che è credo la persona
che è più competente che io abbia conosciuto di banche e banche internazionali, e io sono convinto che questo sarà un inizio di un cambiamento molto radicale di impostazione nei confronti di questi strumenti, che invece di vederci strumento passivo, unici pagatori col sorriso, perché tanto è una cosa internazionale, tanto è una cosa multilaterale, andrà sicuramente bene, invece ci vedrà attenti protagonisti per essere sicuri che quello che è stato fatto in passato e quello che sarà fatto in futuro sarà controllato centesimo per centesimo, perché questi sono soldi degli italiani ed è giusto che noi controlliamo fino all'ultima lira quello che succede in queste banche. E quindi credo che questo sia stato veramente un buon segno di un cambiamento e di possibile futuro nuovo ruolo per l'Italia in questi organismi, e quindi annuncio il voto favorevole della Lega per questo disegno di legge. Qui Parlamento. Grandissimo, grandissimo Claudio Borghi Aquilini. Oh, se ci siete a Pontida questa domenica, chiaro che girerà tra i gazebo, lo incontrerete al gazebo di Radio Libertà. Le banche sono, come si dice a Milano, in via Brusica, sì, le controlliamo un attimino di più e magari gli chiediamo anche qualche piacere, chi lo sa. Intanto sono le 11:20, signori, certo, c'è prontissima la Chiara Soldani, prima però lasciatemi ricordare che qui siamo in mezzo alle Salis, troppe Salis quest'oggi sui giornali, una che festeggia i 40 anni invitando persone importanti, quell'altra che piagnucola perché martedì potrebbe andare a processo e uscire dall'Europarlamento. Parallelamente la bella notizia, chiaramente, è che siete in tantissimi a fare gli auguri a Umberto Bossi. Poco fa è arrivato anche Matteo Salvini. Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni. Un genio grazie al quale tutto è cominciato, un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani. Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre, e come giusto scrive poco fa Matteo Salvini, io aggiungo che sarà la Pontida anche del senatore Ettore Pirovano, che non è più con noi, sindaco, presidente della provincia, senatore e per tanti anni anche qui su Radio Libertà. Ci fermiamo, vediamo dove ci porta Chiara Soldani. Buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato, come sempre un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie per essere con noi, per riavvolgere il nastro di questa settimana. Magari ci porterai a Londra, dove 150.000 cittadini hanno manifestato per dire basta violenze, basta immigrazione clandestina. Da noi ci sono i giudici che tardano a capire la situazione, sta sfuggendo loro di mano. Chissà se forse con la riforma della giustizia, speriamo in fretta, perché intanto ci teniamo i bambini rom che rubano auto e investono e uccidono, o nella migliore delle ipotesi prendono a bastonate i nostri figli. Certo, ragazzi, reagiamo prima che il prossimo ministro degli interni italiano si chiami Abdul. Vediamo dove ci porta la nostra Chiara Soldani. Vai Chiara. Ti ringrazio Sammy, diciamo che partiamo sempre dalle note dolenti, insomma dalle notizie non positive, non idilliache, e quindi mi dispiace sempre che il nostro resoconto del venerdì abbia sempre questo sapore più amaro ovviamente che dolce. Partiamo dalle note positive stavolta, quindi giustamente come ricordavi importantissima la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Direi che sia una svolta importante, visto che in Italia c'è sempre stata purtroppo anche nell'ambito della giustizia, soprattutto sul fronte magistratura, una fortissima connotazione politica, quindi questa credo che sia una vittoria decisamente collettiva a prescindere poi dall'orientamento politico. Parliamo però di tutte quelle notizie, quindi facciamo emergere un po' tutto ciò che la stampa mainstream cerca di affossare e silenziare, appunto. C'è stata a Londra esattamente il 13 settembre una mega manifestazione, hanno partecipato solo 150.000 cittadini londinesi e non soltanto, quindi direi che anche i numeri siano molto molto eloquenti. Manifestazione però della quale chiaramente non si è parlato, perché è sempre giusto parlare invece delle manifestazioni antirazziste,
a Londra è stata organizzata, ma hanno partecipato solo, rispetto ai 150.000, 5.000 persone. Quindi credo che questi 150.000 non fossero tutti dei cattivissimi razzisti, ma semplicemente dei cittadini che si ribellano giustamente perché sappiamo essere veramente esplosiva e ormai insopportabile la situazione che si vive sul fronte sicurezza e chiaramente anche sul fronte immigrazione clandestina. Gioco di parole il nome di questa manifestazione, nel senso che è stata ribattezzata Unite a Kingdom, organizzata dall'attivista Tommy Robinson, che viene sempre apostrofato in maniera diciamo molto poco carina, ma è riuscito a mobilitare un numero veramente mastodontico di persone. È intervenuto via videomessaggio anche Elon Musk, che ha detto la gente deve combattere o morire. Chiaramente il riferimento va anche a quanto accaduto in North Carolina, quindi l'uccisione di Irina, la ragazza ucraina della quale abbiamo parlato venerdì scorso, e chiaramente insomma anche all'attentato nei confronti di Charlie Kirk. Corteo appunto che ha chiaramente anche espresso delle critiche fortissime nei confronti del primo ministro Starmer e lo slogan principale è stato rimandateli a casa, quindi questo chiaramente è un riferimento a tutti coloro che non dovrebbero neppure sostare, diciamo così, sul territorio inglese, e lo stesso vale per noi in Italia, perché anche riguardo allo stupratore alla stazione della ragazzina, ne abbiamo appunto parlato, era un personaggio già noto, già conosciuto, con dei precedenti penali, che non aveva assolutamente diritto di essere qui nel nostro paese. Giustamente dicevi Sammy, violenza anche da parte dei ragazzini, perché questa è un'altra emergenza, un'emergenza silenziosa ma estremamente e drammaticamente tangibile. Succede che un bambino viene preso misteriosamente, senza chiaramente un motivo logico e valido, a bastonate, a parte il fatto che nessun bambino dovrebbe essere preso a bastonate, aperta e chiusa parentesi, ma ritorniamo al 12 settembre, quindi riavvolgiamo a livello cronologico il nastro, parliamo di questa festa di compleanno al parco finita malissimo, nel peggiore dei modi possibili. Siamo a Fidene, nel parco del quartiere romano, dei ragazzini, neanche ragazzini, bambini, perché parliamo di 7, 9, 11 anni, di origine rom, prendono così dal nulla a bastonate questo bambino di 8 anni che partecipa a questa festa di compleanno organizzata al parco. Insomma, va a finire molto molto male, perché questo bambino è stato sottoposto addirittura ad un intervento chirurgico, intervento maxillofacciale, quindi insomma anche particolarmente delicato ed invasivo, con 10 giorni di prognosi. Motivo ovviamente non si sa. Questi bambini hanno iniziato ad insultarlo e ovviamente sono passati non soltanto dalla violenza verbale, sono passati alla violenza anche fisica, e giustamente insomma questo è un richiamo, a prescindere dalla nazionalità, insomma dall'origine etnica di questi bambini, è un richiamo appunto al tema della violenza da parte non solo dei ragazzini ma anche dei bambini a questo punto, perché stiamo parlando di età veramente tenerissime. E non possiamo non parlare, Sammy, anche dell'emergenza bullismo. Emergenza bullismo che esplode chiaramente nel momento in cui riprendono le scuole, quindi riprende l'attività scolastica. Un'emergenza della quale non si parla a sufficienza, no? Perché poi siamo sempre molto presi da questi slogan politici, poi tante volte rischiamo anche di allontanarci dalla realtà tangibile che interessa tutti quanti noi, e soprattutto insomma i più piccoli, che devono essere i più difesi e preservati dalle bruttezze del mondo. Chiaramente non possiamo non parlare di Paolo, il ragazzino di 14 anni che alla vigilia del ritorno sui banchi di scuola si è tolto la vita. Non oso neanche immaginare il senso di disperazione e veramente la desolazione più totale che questo ragazzino abbia vissuto per poi arrivare a questo gesto estremo. I genitori avevano denunciato le vessazioni, gli insulti ai danni di questo bambino, del proprio figlio, perpetrate negli anni, quindi giustamente il ministro Valditara interviene perché bisognerà verificare effettivamente l'attività delle strutture scolastiche che hanno appunto accompagnato Paolo in questo viaggio terribile e veramente insopportabile, a suon di insulti, minacce e bullismo appunto, e il fatto che
Paolo si sia tolto la vita è una sconfitta collettiva, è una sconfitta veramente per tutti. Ritorna chiaramente il tema dell'educazione, ritorna il tema dei valori sovvertiti, perché evidentemente se dobbiamo parlare di questi episodi qualcosa non va decisamente, c'è un fallimento collettivo, non soltanto per quanto riguarda coloro che hanno cresciuto questi bulli all'interno delle proprie case. E ovviamente c'è anche l'intervento della Procura di Cassino che indaga per istigazione al suicidio. Pare che gli insegnanti non abbiano assolutamente fatto nulla per intervenire, quindi le denunce ci sono e, ripeto, Valditara giustamente verificherà tutto questo con delle perquisizioni appunto nelle strutture scolastiche e soprattutto insomma dobbiamo parlare anche del ruolo emotivo della scuola, perché tante volte si critica il fatto che il governo non faccia abbastanza, che la politica non intervenga, però insomma ricordiamo anche la responsabilità dei maestri, degli insegnanti, dei professori, che hanno non solo un ruolo educativo ma anche un ruolo emotivo da portare avanti. Quindi Sammy, effettivamente insomma è un resoconto molto doloroso quello di questo venerdì, perché guardare le immagini, le foto di questo bambino, di questo ragazzino e pensare a quanta sofferenza abbia vissuto e portato nel cuore è veramente qualcosa che ci strazia, e speriamo davvero che nel nostro piccolo ognuno di noi possa fare qualcosa per fare in modo che si sradichi tutto questo male dalla realtà, dal mondo quotidiano che noi tutti viviamo. Certo, è importantissimo che queste terribili notizie abbiano comunque una reazione in noi, anche piccola, ma che ci sia una reazione, perché siamo quasi obbligati ormai a far finta di niente, a dire, beh, è la normalità. Ancora un minuto con la Soldani, perché domani, sabato e domenica 21 settembre c'è la grande Pontida della Lega e naturalmente voglio una fotografia di Chiara Soldani. Come vedi questa prossima Pontida? Quali saranno secondo te gli argomenti importanti sul Sacro Pratone? Guarda Sammy, io credo che tutto quello che sta accadendo in queste ultime settimane, questa cronaca così feroce in realtà abbia ulteriormente svegliato un po' tutti quanti noi, a parte il fatto che siamo tutti portatori, direi, di valori assolutamente comuni, perché poi le idee possono essere diverse però ci accomunano gli stessi valori, e quindi questo senso di appartenenza, di fratellanza e di famiglia che chiaramente noi condividiamo è imputabile proprio a questo. Io penso che sì, giustamente si parlerà di politica, si parlerà di elezioni, certamente questo è molto importante, però io penso che mai come questa volta si parlerà tanto di valori, quindi un richiamo proprio a questo senso di appartenenza e anche a questa, permettimi di dire, battaglia anche un po' spirituale che noi tutti quanti abbiamo, perché giustamente è vero, noi non possiamo cambiare il mondo e tante volte ci sentiamo impotenti, però come ricordiamo sempre anche nel nostro piccolo ognuno di noi può fare la differenza, quindi io penso che ci sarà soprattutto un appello a questo richiamo, a questo risveglio spirituale e alle nostre radici che dobbiamo strenuamente difendere, più di qualsiasi altro discorso e disquisizione insomma un po' più così asettica, per così dire. Quindi sicuramente sarà un'occasione molto importante anche per confrontarsi, per rivedersi e per riabbracciarsi soprattutto. Assolutamente sì, passateci a salutare al gazebo di Radio Libertà questa domenica. Chiara Soldani, sempre un grande grazie per fare la differenza sull'informazione, parlando anche sulle nostre frequenze. Alla prossima! Grazie a te Sammy, alla prossima e un abbraccio a te e a tutti, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria,
Dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica buona, soluzione all'80%, gli Argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia. Perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3 anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà, noi siamo i Rock 80, Francesco Rocchi alla batteria, Mino Trapani al basso e Alessio Vergani alla chitarra. Ragazzi, è uscito il nostro primo album. 12 cover rigorosamente anni 80, ma canzoni rivisitate e riarrangiate per l'occasione. Eye of the Tiger dei Survivor, Relax dei Frankie Goes to Hollywood, Touch Me, Samantha Fox, Bette Davis Eyes, Such a Shame dei Talk Talk, per citarne alcune. Fatemi però ringraziare i cantanti Franco Campanella e Saverio Cucinotta e le splendide voci di Gianna Della Corte e Sara Matera. Allora, pronti a rituffarvi nella gloriosa Milano da bere anni 80? Noi ci siamo, dai Rock 80, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà.
Ragazzi miei, il fiatone, ma bisognava ballarla questa Kiss da Prince ai Rock 80, scritto proprio così, Rock 80, usciti quest'estate con questo album bellissimo, tutto chiaramente di rifacimenti anni 80 e dintorni. Francesco, sì, è lui che forse conoscete, Francesco Rocchi, vi ricorda qualcuno? È lui il leader di questa band che tra pochi giorni uscirà anche in vinile. Ci sarà il 33 giri. Taccio di infinite cose, ma lo aspetto. Con il buongiorno rinnovato sono le 11:39 minuti primi. Minimo Sammy Varin su Radio Libertà. Si parla di Pontida, vi dicevo prima, scherzando e ridendo. Oh, a Pontida bisogna essere in forma, mi raccomando, schiena dritta in tutti i sensi. E allora vado a trovare un ascoltatore di Radio Libertà che ho scoperto che ci può dare una mano e può dare una mano a tanti di voi, anziani ma anche meno anziani, sportivi e non soltanto sportivi. Ci colleghiamo con Sesto San Giovanni alle porte di Milano con il dottor Davide Dramisino. Buongiorno dottore. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per l'invito. Ma no, sono io che ringrazio te e non potevano approfittarne, ragazzi. Un ascoltatore che fa il massoterapista e il dottore in scienze motorie. Vuoi non fargli qualche domanda? Vuoi non fare squadra con lui? Anche perché prima o poi abbiamo tutti quanti bisogno di te. Davide, spiegaci un attimo in cosa consiste il tuo lavoro quotidiano, massoterapista e dottore in scienze motorie. Che cosa significa? Ma soprattutto anche come si è evoluto, perché da una parte la tecnologia fa salti per fortuna da gigante e in molte materie stiamo migliorando e cose che sembravano impossibili 10 anni fa ora sono possibilissime. Dall'altra parte nel tuo campo c'è il vecchio lavoro dei muscoli, utilizzando le mani, i gomiti, le braccia per fare massaggi e non soltanto, perché si riesce a lenire, guarire tante problematiche anche da chi fa lo sport, succede spesso. Mi fermo. Davide Dramisino, raccontaci di cosa si tratta il tuo lavoro. In pratica mi occupo di aiutare le persone a stare meglio, sia con trattamenti rilassanti, massaggi più specifici per dolori muscolari, postura o recupero dopo lo sport, quindi un recupero da infortuni. In pratica ogni giorno incontro persone con esigenze diverse e questo rende il mio lavoro sempre più stimolante. Rispetto a qualche anno fa il massaggio viene visto in maniera diversa. Una volta era percepito soprattutto come un momento di relax, oggi invece viene considerato sempre di più uno strumento di benessere. Quindi c'è chi viene perché ha dolori alla schiena dopo tante ore di lavoro stressante, chi vuole migliorare la postura, chi fa sport e vuole recuperare dagli infortuni. E questo cambiamento, questa visione che è cambiata all'interno delle persone ha fatto crescere molto di più la nostra professione, quindi il mercato è bello saturo e le persone ci vedono sempre di più come un supporto per la loro salute. Ecco, capite forse questa differenza? Che prima ci si andava esclusivamente se ci si faceva male davvero, se c'erano delle problematiche molto gravi, adesso ci si va anche per stare meglio, anche dopo una pesante giornata lavorativa, anche magari in preparazione. Ho fatto l'esempio stupido, si fa per dire, di Pontida. Questa domenica c'è un grande raduno per parlare di politica. Beh, insomma, sarà una stancata dalla mattina alla sera, ore e ore sotto il sole. Ci sarà il sole, è implacabile. Sicuramente una stancata. Bene, il tuo trattamento
ad esempio, può essere utile. E allora, qual è la tipologia dei tuoi pazienti? Magari anche come è cambiata in questi anni e cosa richiedono i tuoi pazienti? Ultimamente le persone che arrivano da me cercano soprattutto 2 aspetti principali: il sollievo e l'ascolto. Sollievo perché hanno dolori, tensioni o semplicemente dello stress da scaricare. L'ascolto perché vogliono sentirsi capite, non riceverono un trattamento standard uguale per tutti, e quindi quello che può fare chi fa la mia professione è quello di cercare sempre di personalizzare il massaggio, quindi ogni seduta è diversa perché ogni persona è diversa, ognuno ha delle esigenze particolari. C'è chi ha bisogno di rilassarsi, chi ha delle problematiche tipo contratture da sciogliere, per dire, o chi semplicemente vuole prendersi un'ora per sé. L'ideale o comunque l'idea è quello di adattare il mio lavoro alle persone e non il contrario. Questa è una cosa molto bella, adattare il tuo lavoro alle persone. Ogni persona è diversa, quindi anche voi, dovete avere, il coraggio, di spiegare quelle che sono le problematiche, non soltanto fisiche, certo, a volte, è proprio la psicologia quotidiana che, dobbiamo affrontare, che dobbiamo sopportare, che influisce certamente sul nostro corpo. Determinate contratture, eccetera, sono dovute anche al nervosismo, alla tensione quotidiana. Signori, tra poco vi diamo anche un contatto, perché te l'ho detto, approfittiamo di avere un ascoltatore che fa queste cose belle e per ricordarlo, per pubblicizzarlo a chi giustamente passa nella zona di Sesto San Giovanni e di Milano. Parliamo anche di soldi però, perché nell'evoluzione di questo tuo mestiere, quello di massoterapista, di dottore in scienze motorie, parallelamente abbiamo visto le problematiche dei costi. Sappiamo che prendere un appuntamento all'ospedale a volte ci vogliono mesi, se non anni, per determinate problematiche. E come puoi venire incontro a chi effettivamente, in molti di noi le abbiamo, ha queste difficoltà economiche? È chiaro che il momento economico non è semplice, e questo si riflette su tutto, soprattutto anche nel mio lavoro. C'è chi magari prima veniva tutte le settimane, adesso deve ridurre la frequenza, oppure ci pensa 2 volte prima di prenotare un appuntamento. Cerco di venire incontro come posso, ad esempio proponendo magari pacchetti più convenienti o trattamenti mirati che possano permettere di ottenere benefici con meno sedute, e quindi cerco anche di far capire che prendersi cura di sé non è un lusso, ma è un investimento sulla propria salute. Quindi se sto meglio fisicamente e mentalmente, posso affrontare meglio anche le difficoltà che eh, avrò davanti tutti i giorni, e quindi cerco sempre di aiutare in questo senso. Posso andare incontro alla persona? Sì. In che maniera? Offro un pacchetto più conveniente, cerco di essere più prestante, professionale nella mia capacità, e quindi ridurre il numero di sedute, sia con l'utilizzo di macchinari, per esempio la Tecar, che diciamo accorcia i tempi di recupero, altrimenti con l'utilizzo delle mie mani, che sono il mio mezzo principale. Capito signori? È il caso di cominciare a preoccuparci per noi stessi e cercando appunto di venirci incontro e cercando di approfittare magari di chi ti dà una marcia in più, soprattutto se magari finora siete rimasti delusi da chi avete frequentato. E allora giustamente il dottor Davide Dramisino, che ascolta Radio Libertà, ci dà anche un contatto. Davide, dove ti possiamo trovare, dove possiamo avere maggiori informazioni, una mail a cui scrivere, un numero di telefono a cui chiedere informazioni per chi magari proprio in vista della grande Pontida di questa domenica volesse rimettersi in forma. Sì, allora lascio il mio contatto telefonico, dove posso essere contattato tranquillamente su WhatsApp o per chiamata. Il numero è 331
3250 958, altrimenti contatto mail davidedramesino@libero.it. Ci sta, assolutamente sì, un massaggino pre-Pontida. Dottor Davide Dramesino, veramente grazie di aver fatto 4 chiacchiere tra di noi. Grazie mille, Grazie per Cesare. il tuo lavoro quotidiano per cercare di fare del bene al prossimo, è veramente una cosa importante per dare nuova vitalità a chi fa qualunque tipologia di lavoro, magari anche il politico. Davide, restiamo in contatto su queste frequenze, ci risentiamo sicuramente in futuro. Grazie mille, ciao a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Il pensiero della Lega, il federalismo, il cuore della Lega, la libertà. Insieme ai grandi temi che la Lega porta avanti a livello nazionale, vogliamo valorizzare le identità e i territori con messaggi cari alla nostra terra, che abbiamo scritto nella Carta della Lombardia. Il 21 settembre ti aspettiamo. Vieni anche tu a Pontida a firmare la Carta della Lega Lombarda. Con te la Lega si rafforza. Grandissimo Massimiliano Romeo è segretario della Lega Lombarda, oltre che capogruppo della Lega al Senato. Questa è l'altra notizia: se verrete questa domenica a Pontida potrete firmare la carta per la Lombardia e per il Nord. Certamente sono delle richieste molto importanti che vogliamo fare al governo, più che delle richieste io direi delle promesse che mettiamo sul tavolo per la Lombardia e per le regioni del Nord. Tra parentesi, questa volta non ci fregate più, ok? Chiusa la parentesi, ma chiaramente esclusi i presenti, ci mancherebbe, non parliamo certo di Lega, ma parliamo degli altri partiti che tirano un po' troppo la corda dalla loro parte. Appuntamenti da non scordare targati Lega, beh sicuramente ragazzi, ve l'ho detto, a Pontida questo sabato, già domani, la Pontida per i giovani e diversamente giovani. Molti di voi fanno i furbetti e andranno a Pontida già domani sabato. Beh, fate bene, anche perché c'è Matteo Salvini, c'è il generale Vannacci, c'è il ministro Valditara. Si parlerà proprio dei giovani e della comunicazione ai giovani, e questa importante decisione della Lega, ma anche dello stesso generale Vannacci, vice segretario della Lega, di andare a scuola già, e non di fare la scuola politica, quella la facciamo da anni con grande successo, ma di entrare nelle scuole proprio come faceva Kirk. Non vorremmo fare la sua fine, minimo. Speriamo che i compagni, sì, ci possono contestare, eccetera, non arrivino come fanno spesso alle mani. Però la Lega farà questo, Vannacci farà questo, Salvini farà questo, Toccalini farà questo. Parliamo ai giovani di buona politica e soprattutto di quei valori con la V maiuscola a cui noi tanto teniamo. Pre-Pontida, ad esempio, è certo sabato 20 settembre. Per chi a Pontida non va, c'è il punto della Lega di Milano in via Vespri Siciliani 12 che vi aspetta, e sarà possibile fare il tesseramento della Lega, ma sarà possibile anche prenotare il pullman per Pontida. Questo lo potete fare anche in questo momento andando sul sito legaonline.it/Pontida e chiaramente guardando. Sicuramente c'è un pullman che parte anche nella vostra zona. Avete sentito, saranno più di 200 i pullman che partiranno tra sabato e domenica alla volta di Pontida in provincia di Bergamo. Ricordiamo che a Pontida si arriva tranquillamente con i vostri mezzi, c'è una statale lunga e tanti parcheggi dove parcheggiare, e certamente l'occasione è buona anche per fare 2 passi a piedi, perché non fa assolutamente male. E i gazebi quest'anno saranno sul Sacro Pratone.
È previsto bel tempo, quindi nessun problema di fango, anche se io un piccolo contenitore per il fango me lo porto, perché tu, Simone, mi insegni il fango di Pontida è fango curativo. Simone l'ha utilizzato più volte per la sua barba e gli è venuta una barba veramente da guerriero Aniba, stupendo. Quindi portate un contenitore per un po' di fango curativo di Pontida da portarvi a casa, magari anche per vostra moglie, perché si mette anche in faccia, eccetera. Non ha la barba la moglie, certo. Renzo Marinelli, venerdì 19 settembre, questa sera, Renzo Marinelli, consigliere regionale della Lega e naturalmente candidato in queste prossime elezioni nelle Marche 28 e 29 settembre. Il centrodestra vince, ma chiaramente se rivolete al comando Renzo Marinelli come consigliere regionale della Lega, questa sera alle ore 18 aprirà la sede elettorale con aperitivo, ma sono tanti gli appuntamenti che ci stanno arrivando sulla pagina, sul sito legaonline.it, sul contatto Facebook 340 6709 659, contatto naturalmente WhatsApp, e in generale c'è un entusiasmo fortissimo sia per chi ci verrà sia per chi seguirà l'evento da Radio Libertà, in radio, sulla banda DAB dell'autoradio, in televisione sul sito radiolibertà.net, sui social, su Facebook e su YouTube, ma anche vi consiglio, trovatevi un figlio o un nipote, scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, perché dall'applicazione, cliccando in alto canali, si trasforma in televisione l'applicazione, non fa soltanto radio ma anche televisione. Vabbè, questo ve lo devo far vedere se mi guardate in radiovisione. Uno dei pacchetti che potrete ritirare a Pontida, pacchetto regalo da portare a casa alla mamma o al papà, o ancora meglio alla nonna, certo, c'è dentro la polenta, c'è dentro la pentola per fare la polenta, c'è dentro il mestolo, la forchetta, il cucchiaione per fare da mangiare, marchiati Radio Libertà, e sono dei ricordini bellissimi, simpatici. Siete stati a Pontida, che cosa porti a casa la mamma, la nonna? Porto a casa il mestolo con scritto Radio Libertà, roba antica decisamente, ma certamente tra le cose che potrete portare a casa ce ne sono di tutti i tipi. Noi abbiamo fatto anche i cerotti per dire basta guerra, vogliamoci bene, baciamoci. Vabbè, aspetta un attimo, però i cerotti servono sempre, si scherza ma a denti stretti, i cerotti di Radio Libertà, signori, i portachiavi in legnetto bruciacchiato, mi raccomando, se non riuscite a venire subito al nostro gazebo, mandate qualcuno, un emissario che arrivi in mattinata. Se voi arrivate più tardi, magari nel primo pomeriggio, rischiate di non trovare più gadget, mandate un parente, un amico al nostro banchetto di Radio Libertà dicendo voglio prendere questo, voglio prendere quell'altro. Con un piccolo contributo volontario vi diamo dei gadget introvabili, dei gadget come questo, l'orologio da parete di Radio Libertà con tutte le firme dei partecipanti a questa splendida avventura musicale, politica e anche di squadra che facciamo da tantissimi anni. E ancora, cos'altro vi potrete portare se verrete a trovarci al gazebo di Radio Libertà? L'ombrellino di Radio Libertà. Non pioverà, quasi mi dispiace, però questi ombrellini con scritto Radio Libertà sono gustosissimi. Il ventilatore amanuense di Radio Libertà, pochi euro e ve lo portate a casa, è uno scherzetto stupendo da fare ai vostri figli, perché fate picciu picciu e gira la rotellina. Le mutandine di Radio Libertà, mutandine o mutandoni, dipende chiaramente da quanto siete grandi, grossi, e c'è scritto Libertà sul sedere, roba da collezione. L'orologio di Radio Libertà in vetro presso fuso, anche questo da appendere in taverna. Ragazzi miei, penso che meglio di così mi taccio, ringraziandovi per il grande ascolto, per la vostra simpatia. Spero di abbracciarvi questa domenica dalle 7:30 sul Sacro Pratone. Grazie a Simone, che non abbraccerò perché magari sarà qui a fare regia, e approfitto per ringraziare tutti i tecnici che ci daranno una mano ad andare in onda da quel Sacro Pratone. Alla prossima.